Poi avevi detto un'altra cosa importante, che però non mi ricordo più. Sì, prego. Scusi, una cosa. Queste case di comunità che non so come funzionano, però alla fine hanno i gruppi di medicina privata. Si parte da quello per fare le case di comunità o si abbandona una realtà che magari funziona perché hanno una prima? E chi lo sa? E chi lo sa? Perché ad esempio nel paese dove abito io la medicina di gruppo c'è da 15 anni, funziona molto bene, c'è una struttura con infermieri, medici che sono tutti nella stessa struttura, l'unico medico che era fuori si è inserito ancora 10 anni fa. Io ho avuto un problema di salute, una violenza guarigione dopo una frattura, che sono state seguite dagli infermieri della medicina di gruppo per tutto l'Inter. Questo verrà chiuso e si riparte da zero, non so. Faccio una premessa, signora. Il Covid aveva costretto la politica a fare due cose. Quella di prevedere somme all'interno del PNRR, missione 6, dedicata la missione 6 esclusivamente all'assistenza sanitaria, sociosanitaria, e il cosiddetto decreto ministeriale 77, dove anch'esso doveva mettere mano alla riforma dell'assistenza primaria sul territorio. A dire il vero, il Veneto aveva approvato anni fa, supplendo al taglio netto del numero dei posti letti, poi ricordami che ho una nota per voi sui posti letto, rinforzando il territorio. Era questa la logica. E inventando la medicina di gruppo integrata, non quella di gruppo associata di cui parla lei, che doveva funzionare 24 ore per 7 giorni alla settimana, imitando un po' le casse della salute della Toscana e dell'Emilia Romagna. Poi non è stato fatto nulla della medicina di gruppo integrata, ma sono state fatte alcune, poche, nel Veneto, di medicine di gruppo. Cioè alcuni medici di medicina generale si mettevano assieme, per cui supplivano alle ferie, alle malattie e anche alle spese ambulatoriali, e la regione metteva a disposizione anche l'amministrativo e in alcuni casi l'infermiere. Sicuramente è una via da percorrere, però qual è la differenza tra la casa della comunità e la medicina di gruppo? Che nella medicina di gruppo ci sono solo i medici di medicina generale. Nella casa della comunità ci dovrebbero essere sicuramente i medici di medicina generale, i medici della continuità assistenziale, ci dovrebbero essere gli specialisti, l'otorino, l'ortopedico, l'oculista, l'urologo, eccetera, eccetera. Ci dovrebbe essere il punto unico di accesso, il PUA, che significa compreso l'assistente sociale per qualsiasi caso. Per cui il cittadino, anziché bussare più porte, comune, municipalità, ospedale, eccetera, eccetera, entra nella casa della comunità e c'è chi gli risolve il caso nel più breve tempo possibile. 7 giorni su 7, 24 ore. Questa è la differenza tra la medicina di gruppo di cui parla la signora e la casa della comunità. Però è ovvio che se nella casa della comunità mancano queste funzioni, significa che quelle case della comunità di cui Renzo diceva già sono partite, significa che hanno adottato il principio matematico che scambiando l'ordine delle insegne la sostanza non varia, per cui lì dentro hanno messo il vecchio distretto sociosanitario e il distretto sociosanitario ha una funzione ben precisa che è diversa dalla casa della comunità e però le usa per meglio vendere il prodotto, propagandare. Abbiamo inaugurato le case della comunità. Non è vero, non è vero, perché mancano soprattutto gli accordi.
sindacali con i medici di medicina generale. In alcune case di comunità ci sono degli ambulatori, ma funzionano come se il medico avesse lo studio privato. Non è che invece interagisce con tutta la struttura. Poi noi dobbiamo fare i conti che il DM 77, anche finanziato dal PNRR, per una maggiorazione del 10% degli anziani, ci dovrebbe essere il cosiddetto infermiere di comunità ogni 3.000 abitanti. Infermiere di comunità che va a domicilio, non lavora né nel distretto né nella casa della comunità né in ospedale, lavora presso le famiglie, interagisce con il medico di medicina generale. E se mancano gli infermieri? No, forse la signora penso facesse riferimento proprio ai medici di medicina integrata, una struttura che c'è a Rosà ed è attiva, faceva riferimento a Rosà. A Rosà è attiva. Integrata o medicina di gruppo? Ah. È integrata e che funziona 24 ore. Funziona. Adesso ti chiedo, la guardia medica è fino a mezzanotte e da mezzanotte in poi non c'è più. E quando apriranno la casa di comunità di Romano, la guardia medica verrà tolta da Rosà e verrà portata a Romano. Quindi ci sarà un dimensionamento sicuramente del centro di medicina integrata che c'è di Rosà. Poi dopo bisogna appunto aspettare gli accordi con i medici di base che ci saranno, che dovranno essere. Però comunque c'era da noi un gruppo di medicina integrata. Però signora, durante il Covid tutti dicevano dell'assoluta esigenza della sanità di prossimità. Se noi concentriamo in alcuni posti, in alcune località, soprattutto nella vostra USL 7 che comprende anche la parte montana, è difficile, è difficile. Per cui non vorrei che al calare del numero dei professionisti si usasse questa formula inefficace, inappropriata per quanto riguarda l'assistenza primaria.